Il nostro buon Gianni invece è un Un DJ? molto modesto. Un DJ, dai, Un mettiamola DJ così. e collezionista di dischi molto Sì, ma ho molto- cominciato da poco con i vinili perché sono partito prima. Intanto è da poco che suono, Ah. sono solo 5 anni, 5-6 Ok. anni che suono. L'ho fatto per necessità perché a me piaceva andare a ballare, però ho cominciato a chiudere tutti i localini, posti belli, tutti chiusi. Dico, adesso cosa si fa? E mi son messo io a suonare e da lì è partita la cosa. Ma i vinili sono apparsi da un paio d'anni. Yeah. Da un paio d'anni e mi ha sempre attirato perché comunque da piccolo a casa c'erano i dischi del papà, dello zio che giravano per casa, però non li avevo mai valutati, diciamo, fino a poco tempo fa, Ma insomma. cosa ti ha fatto scattare la scintilla del vinile? È bello, allora a me piace principalmente vedere il disco che gira. Il disco che gira per me è una bellissima, mi dà tanta sensazione, una bella sensazione. Ok. E poi suonarlo, il tocco, è tanta roba, tanta roba. Mi Ok. piace un sacco. mi È un piace feeling sacco. diverso da un CDJ? Sì, o da- sì, io sono partito con i CDJ, con le classiche tracce MP3, però così è avere proprio il supporto in mano, cioè ce l'hai in mano, quindi è diverso, è più bello. Yeah.